adesso c'è come definirlo? Un artista che sicuramente già conoscete, un artista di fama internazionale. No, gli ho fatto, siccome così Era Speedy Gonzales. No, l'ho sottotitolato. Sì, ma dobbiamo presentare quest'artista che è un artista di fama internazionale che sicuramente tutti loro conoscono. Yes. Non sveleremo adesso il suo nome, lo scoprirete solo assistendo a questo spettacolo. Buona visione. Grazie. Guarda, di questi tempi poi oltretutto hai anche un pregio, sei l'orchestra più economica del mondo, sei da solo e suoni tutto, per cui per me sì, bravo. Per me sì? Per me sì. Ciao. Abbiamo 3 sì. Shaking my baby now. Shaking baby. Twist and shout. Twist and shout. Come on, come on, come on, come on, come on, baby now. Come on, baby. Walking around. Walking around. Oh, walking around, baby. Walking around. She is so good. Looks so good. Su, con le mani, calza di setta, facciamo vedere quanto siamo belli! Su, su, su! Oh, my brother, little one, can you gonna give me some time? You're running, oh man, I can motor run. Can you gonna give me some time? You're running, baby, give it up. So turn up, good time to me, always get it up for the touch of the younger kind. Bye, 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 bye. My, Sharona. My, Sharona. My Sharona. My Sharona. Can't get no satisfaction. I can't get no satisfaction. And I try, and I try, and I try, and I try again. Con le mani tu sbucci le cipolle. Me lo sento addosso sulla pelle.
questo applauso, Bravo, è il nostro Corrado. artista Nisseno. Si è abbassato mentre io provavo a marciare. Bravo Dove Corrado. il microfono così chiacchieriamo un po'. Eccoci Sasà, qui. lui l'hai visto, è andato a Italian's Got Talent, lo hanno definito l'orchestra più Bravo. economica che esiste Ma poi è in Italia. bellito, Chi di mezzo onestamente. con me? Lui. Vestito dell'OVS. Bravissimo, me lo compro pure io. 79 guarda. C'è qui. C'è crisi, bisogna farlo vedere. E invece è veramente bravo, guarda, Io lo la adoro la Fioretta ti signora, adora. Signora, Perché parla il romano, signora? Di Perché dove? lei ha vissuto a Roma, tu non lo sai, Sasà, lei ha vissuto a Roma fino ad 82 anni, lo Ma che possiamo mi sa- dire perché ma lui quanti anni ha, nel signora? 86. ve la posso fare una confidenza perché non lo sa nessuno. Questi giorni la signora Iole è stata apprezzata, ma la signora Iole è un personaggio. 86 anni. Senti un po'. Aspetta. Cui? Cucuzza. Cucuzza, è un giavagliacchio. Ridalla chiesa. Faceva Poi? l'opinionista a Forum, Sasà. Forum. L'hanno mandata su Blob perché c'era una causa, due si litigavano, la donna aveva fatto un fioretto e non faceva l'amore col marito da circa 3 E anni. chiamò a lei. Sì. No, Ah no. la No, moglie nel senso- poi ci ripensò, Che sacco voleva io? tornare No, volevo e sapere- intervistano la signora, dici lei cosa ne pensa? Dici io ho 80 all'epoca, quanto ne avevo? 82, 83 No, 70. e fino a 10 anni fa, fino a quando mio marito era vivo, io ce la davo, è stato Bravo. il tormentone di Blob E per suo marito- settimane, Ma- mitica signora Iole. Brava signora. Un sono- applauso, abbiamo un VIP in sala, grande. Brava. Beh, possiamo prenderlo per presentare perché Ah, è anche sì. bravo, lui No, conduce. Guarda, è un lui e poi la cabarettista, signora ma tutto, Iole eh. che potremmo fare giri. L'anno La prossimo le prossima scriviamo un volta- pezzo per il festival Tony, di ma comunque la Caltanissetta. prossima volta Brava. e il prossimo anno c'è la signora Iole assieme a Cordo Zillitti. Come Come si Ormai- dice, gente allegra, Dio Dio l'aiuta. l'aiuta. Perciò complimenti signora, complimenti. E invece Bene, parliamo andiamo di te, avanti perché parliamo sennò di poi te. Sì, mi taglia, sì, no? sì, Hai Invece ragione, ma parliamo io di ci te, voglio... Corrado, dici quali sono i tuoi prossimi appuntamenti, hai già fatto un bellissimo spettacolo stravisto qui a Caltanissetta. Esatto, il Poi- 10 marzo Successo. qui a Caltanissetta c'è stato uno spettacolo diretto dal mio fraterno amico Francesco Miceli, che poco fa mi ha dato anche una mano per l'esibizione dei bimbi, Corrado Sillitti Show, che ha fatto il tutto esaurito qui al Margherita alle 18 alle 20:30. Caltanissetta so che mi vuole bene, quindi grazie. Adesso il progetto futuro è provare, ci abbiamo provato un paio di anni fa ed è andata bene, però soltanto in Emilia Romagna, provare ad esportare questo spettacolo anche nelle altre regioni d'Italia, sperando che vada sempre meglio. Dice che non si è mai profeti in patria, invece tu lo sei. No, no, quindi grazie a Caltanissetta mi vuole Caltanissetta. bene e grazie veramente di questo. Ti vogliamo grazie. bene. Adesso ti ascoltiamo. Sì, vi... Un Andrea, brano, Albero. Sasà, questa... Continua, Me l'ha detto continua. Tony, dici questa non la puoi non per fare, è questo, il mio lo bigliettino so. da visita, Vedi, guarda. non è Il sul cavallo di palco, ma fa battaglia. danno stesso, io lo so, guarda. È sempre lui, Corrado Vai. Sillitti e la sua tastiera. Aspetta, Corrado, dammi qua, vieni qua. OVS, fa, volo 79 euro, mu vaccatto romano, ma che...
Ma che bravo sul ragazzo! Vai, Liale pianoforte on the stage, grazie. Ora si prepara con un'altra esibizione, Mizzica veramente che ha una bellissima fisarmonica che io adoro tra l'altro. A giacca la tegno sempre io, ma tegno io tanto non mi viene perché figurati. Ah no, aspetta, dici la tua esibizione adesso. Ti esibirai? No, non si sente. Regia? Forse è spento. Vai, no. vai. Adesso un altro brano insieme alla splendida compagnia del laboratorio Arte Danza di Nadia Mancuso, che tra l'altro sono le nostre ballerine di fiducia. Io scrivo musical, colonne sonore di musical. Sparti. Loro sono il nostro corpo di ballo. Federico, oh, sempre più basso questo No, microfono che mi sta no, venendo perché ho dopo. sentito colonne sonore di musical. E sono le nostre ballerine ufficiali che hanno ballato anche nel Corrado City Show lo scorso 10 maggio. Io mi metto minimo quando? Marzo, ancora maggio deve arrivare. Vabbè, fottiti, vabbè, take it easy. Va bene, allora siamo pronti per presentarti? Basta, andiamo, allora cominciamo. Signora, ora va a fare questa cosa in testa. Aspetta un minuto. Non è che potevo fare questa vita, beh. Signora, io ai tempi gli dissi a Ricci di fare velone, quando avevamo delle velone meravigliose, ma lei sarebbe stata straordinaria. Mi fa buono aspetta questo sottofondo, signora ha detto che ha 86 anni, sì o no? 88 se suo marito, buonanima, meschino. E grazie, signora, se la asciugò io. Se ancora fa ballare così, figurati il cristiano. Va bene. Basta. Si mettono a ridere, io parlo seriamente e non lo so, va. Rimanete così per un po', non c'è niente di più bello. Sì, così sì. Qua c'è una gamba piegata, non va bene, non va bene, non va bene. Non mi era mai Complimenti a queste splendide coreografie del laboratorio arte danza di Nadia Mancuso che facciamo entrare qui sul palco. Grazie mille Nadia. Grazie mille, complimenti per le tue ballerine. Bene, Bocca al lupo anche a voi. Ora basta, amore, ora puoi andare, complimenti, ma mettete la Ciao, giacca, Corrado. complimenti, bravo. La giacca è già La giacca se l'è venduta andate già. per 79